l'enciclica. La prima bozza l'ha fatto il Cardinal Turkson col suo equipe, poi io con l'aiuto di alcuni ho preso questa e ho lavorato, poi con alcuni teologhi ho fatto la terza e questa ho inviato alla dottrina della fede, alla seconda sezione della Segreteria di Stato e al teologo della Casa Pontificia, perché studiassero bene che io non dicesse stupidaggini, no? 3 settimane fa ho ricevuto le risposte, alcune grosse così, ma tutte costruttive, e adesso prenderò una settimana di marzo tutta per finirla. Cioè alla fine di marzo credo che sarà finita e andrà alle traduzioni. Penso che se il lavoro di traduzione va bene, Monsignor Becciu mi sta ascoltando, lui deve aiutare a questo, e se va bene a giugno potrà uscire. L'importante è che ci sia un po' di tempo fra l'uscita dell'enciclica e l'incontro a Parigi, no? Perché sia un apporto lì, no? L'incontro a Perù non è stato un granché, a me ha deluso, ma cosa adesso? Ma la mancanza di coraggio, no? Si sono fermati a un certo punto, speriamo che a Parigi siano più coraggiosi i rappresentanti per andare avanti in questo, no?